Ecopiazzola di San Vito, puntata tipicamente agostana, nel senso che il sole batte forte, gli animi si scaldano, ma il lavoro, anzi i lavori, riprenderanno concretamente a settembre. Nei giorni scorsi però è arrivata la sentenza del TAR che ha bocciato il ricorso presentato da alcuni residenti che a loro volta chiedevano la sospensione dei lavori. Nel ricorso bocciato, il TAR cita tra le motivazioni la mancata adozione da parte dell'amministrazione Pavan di un formale provvedimento di sospensione dei lavori. I ricorsi al TAR poi su servizi che sono servizi primari come quelli della raccolta dei rifiuti, dove si chiede una sospensiva di un intervento, sono 99 su 100 destinati a fallire come era prevedibile, nel senso che non è il TAR che può decidere di fermare queste attività. C'è un tema di rapporto, ripeto, tra ente pubblico e cittadini, quindi tra eletti e elettori in questo caso, perché in campagna elettorale si erano dette delle cose, non so se sono stati fissati degli incontri per sentire i cittadini, per cercare di spiegare meglio di come si è spiegato fino ad oggi quello che si vuole fare a questo punto, perché sembra che si vada avanti e io credo che questo rimanga il tema, cioè il fatto che non si parla con la gente. Sul tavolo restano possibili accordi per opere compensative, ma anche in questo caso l'amministrazione Pavan non avrebbe presentato soluzioni in tal senso a Etra. Adesso si arriva a parlare di opere compensative che dovevano essere previste all'inizio all'interno della convenzione, quindi se c'è una disponibilità di ETRA a ragionare in questo senso, ben venga. Però forse probabilmente siamo in ritardo, ETRA potrebbe dire io ho una convenzione firmata dall'amministrazione comunale che dice che devo fare certe cose, io mi attengo a quelle anche perché spendo soldi pubblici, quindi la cosa è abbastanza complessa.